benvenuti, oggi è lunedì 15 aprile. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:35. La luna sorge alle 11:28 e cala alle 2:13. Oggi si celebra Sant'Annibale. Deriva dal fenicio e significa grazia di Baal, il dio supremo dei Fenici e dei Punici. Famoso nella storia romana fu Annibale Barca, comandante cartaginese sconfitto nella seconda guerra punica da Scipione l'Africano. La giornata mondiale dell'arte, celebrata il 15 aprile, è stata istituita dall'UNESCO per sostenere l'arte come mezzo di sviluppo e diffusione culturale. L'arte inoltre è vista come un ponte vitale tra culture diverse, facilitando lo scambio di idee e l'arricchimento reciproco tra le nazioni. Luca Barbarossa celebra oggi i suoi 63 anni, una carriera iniziata nel 1980 al Festival di Castrocaro con Sarà l'età. Dopo la vittoria il suo talento lo porta al Festival di Sanremo nel 1981, dove conquista il pubblico con Roma spogliata, ottenendo il primo posto tra i giovani. Nel 1987 e 88 torna a Sanremo con Come dentro un film e L'amore rubato, rispettivamente. Il suo trionfo arriva nel 1992 con Portami a ballare, dedicata alla madre. Oltre alla musica è un goleador nelle nazionali cantanti e da anni conduce il Radio 2 Social Club. Emma Watson compie oggi 34 anni, ricordata principalmente per il suo debutto come Hermione Granger in Harry Potter e la pietra filosofale. La sua carriera post Harry Potter include film come Marilyn e Noi siamo infinito, culminando con il ruolo di Belle in La Bella e la Bestia nel 2017. La sua interpretazione di Hermione rimarrà un'icona per generazioni di fan. Gianni Letta, avvocato e giornalista, celebra oggi i suoi 89 anni. Ha iniziato la sua carriera come corrispondente per Rai, ANSA e altri media. Poi ha diretto il quotidiano Il Tempo per oltre un decennio. Nel 1994 è stato scelto da Silvio Berlusconi come sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ruolo che ha mantenuto nei successivi governi Berlusconi. Dal 2007 è consulente per la prestigiosa banca d'affari Goldman Sachs. Il 15 aprile 2010 moriva Raimondo Vianello, tra i padri fondatori della televisione italiana insieme a Mike Bongiorno e Corrado. Straordinario il suo sodalizio artistico e sentimentale con la moglie Sandra Mondaini, con la quale ha realizzato molte varietà e diversi film, oltre alla sitcom Casa Vianello, andata in onda per 20 anni. Pensavate che solo gli animali con grandi cervelli potessero essere influenzati dalle emozioni? Un team di scienziati portoghesi ha scoperto che anche i pesci rispondono agli stimoli in base al loro stato mentale. Attraverso esperimenti con le orate hanno dimostrato che questi abitanti del mare possono essere felici o stressati proprio come noi. Buon inizio settimana ai 12, una splendida luna in Cancro che forma degli aspetti poderosi con Saturno e Marte, illumina tutto lo zodiaco. Vediamo come Ariete, è una luna di quadratura che oggi non va proprio d'accordo con la bella Venere e anche con un Sole che oggi ce la mette tutta per risvegliare un Mercurio che ancora non se la sente di alzarsi, un po' di insicurezza comunicativa in amore e che se volete certezze chiedetela al partner. Toro, luna amica molto forte e solidale con voi oggi proprio perché tocca bene Urano e Giove e scatena tutta una serie di incontri proficui e delle nuove interazioni e relazioni comunicative che nascondono dei vantaggi che sarete bravissimi a scovare col vostro fiuto gemelli. Una luna chiara proprio in seconda casa davanti ai vostri occhi, non potete non vederla, è una luna che vi rende oggettivi, pratici, che vi convince che forse è il caso di investire di più su voi stessi, su qualcosa di
pratico sul mondo lavorativo ed economico. Cancro, oggi protagonisti dello zodiaco con questa splendida luna regina nei vostri gradi. La luna è il vostro astro, quando passa nei vostri gradi tutto si illumina d'immenso per voi, anche se oggi è fortemente motivata da Saturno e Marte a essere veramente imperiosa e volitiva. Leone è una luna di 12° campo per voi, quindi una luna abbastanza emotiva, una luna che crea un po' delle insicurezze, ma proprio sui campi lavorativi e interattivi in cui vi sentite di norma forti. Forse la capacità di mettervi in discussione è diventata un'abitudine proficua che potrebbe essere molto costruttiva. Lavorateci su. Vergine, una luna molto amica e molto solidale, una luna che oggi vi suggerisce l'abbraccio degli amici, il confronto con gli altri, l'ascoltare i pareri altrui. Forse qualcuno saprà darvi stimoli che faranno frullare nella vostra mente tutta una serie di progetti per il futuro, quindi ascoltate bene quello che gli altri hanno da dirvi. Bilancia, una luna di quadratura che vi fa riflettere su quanto il lavoro o gli impegni o le incombenze limitano la vostra capacità affettiva. Siete un segno di Venere e siete il segno della coppia, quindi è naturale che volete più spazio, tenterete di ricavarlo nonostante la mole di lavoro che vi sovrasta. Scorpione, una luna di trigono stupenda, una luna che vi dà tanti stimoli perché attiva comunque un Giove e un Urano contro, che però vi sospingono a valutare delle idee che hanno a che fare con l'estero, ma soprattutto con delle opportunità nuove che possono crearsi lontano dal vostro quotidiano. Badate bene di scovare quelle opportunità che il cielo nasconde per voi. Sagittario, una luna un po' distante che non vi parla e non vi aiutano neanche Venere e Mercurio, che sono un poco disponibili oggi, seppure in trigono. Mercurio perché è retrogrado, Venere perché ha una quadratura con la luna. Oggi probabilmente rifletterete molto su tutta una serie di stress e di tensioni che vi hanno molto limitato, anche se la vostra ironia e il vostro ottimismo vi salverà ancora una volta. Capricorno, una luna d'opposizione che rende tutto un po' nervoso, un po' dubbioso, ma che nasconde una magia interessante, proprio perché il trigono con Saturno vi rivelerà che questa posizione lunare, i vostri dubbi, verranno felicemente sciolti tra qualche giorno. Quindi oggi, seppure dubbiosi, non prendete tutto per oro colato. Acquario, quando i pianeti passano in Cancro, soprattutto la luna, è il regno della fantasia, del sogno e del sonno. Ecco, vedete, l'immaginazione oggi regna sovrana e proprio voi che siete gli inventori, gli Archimede pitagorici dello zodiaco, oggi avrete degli stimoli nuovi e decisamente spendibili nel campo lavorativo, in cui risultate sempre brillanti, affascinanti, originali e talentuosissimi. Pesci, continua questa luna di trigono a farvi sentire forti, sicuri, proprio perché stimola Saturno e Marte ospiti nei vostri gradi, e siete sempre più imperiosi e fermi e dolcemente sovrani e padroni della vostra esistenza. Continuate così. Sono certa che abbiate sentito molte volte l'espressione contare le pecore per dormire. Beh, questo mito sembra derivare da una leggenda in cui il protagonista, Ezzelino, da romano, soffriva di insonnia e ingaggiò un cantastorie per facilitare il sonno. Durante il racconto di una novella su un contadino e le pecorelle, il cantastorie si addormentò. Ezzelino lo svegliò per ascoltare il finale e il cantastorie rispose: «Messere, lasciate prima passare le pecore, poi proseguiremo a raccontare la storia». Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Eccoci a un altro episodio del Matto del Giorno, questa volta dedicato a Leonardo da Vinci, il genio del Rinascimento. Dopo aver raggiunto la fama con i suoi capolavori, Leonardo sviluppa un'ossessione per l'anatomia umana. Nei suoi taccuini racconta di aver assistito alla morte di un anziano nell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, un evento che lo spinge a realizzare centinaia di disegni dettagliati, rivelando al mondo le funzioni del nervo ottico e il meccanismo delle valvole cardiache. Ma la sua passione per l'anatomia suscita sospetti.
Nel 1517 una lettera anonima lo accusa di stregoneria, costringendolo a lasciare Roma. Il suo esilio lo porta in Francia, dove continua a lavorare fino alla sua morte, portando con sé il suo capolavoro più celebre, la Gioconda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Niente è impossibile. La parola stessa dice I am possible. Sono possibile. E nemmeno per noi niente è impossibile. E infatti domani abbiamo già pronta per voi una nuova imperdibile puntata del nostro almanacco. Ma per il momento, buona giornata!